Una nuova puntata di Amici Amici, il programma che mostra quanto bergamaschi e bresciani si vogliono bene in questo anno di capitale della cultura. Il Monte Maddalena, 874 metri, è in assoluto la montagna in città, tanto frequentata dai bresciani. E che cosa diranno i bergamaschi? E poi l'Accademia Carrara, la più importante pinacoteca di Bergamo, conserva 600 opere da inizio 400 sino a fine 800 e la mostreremo ai bresciani. Sigla. Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. In compagnia del signor Alvise e della signora Antonietta, con alle spalle la campanella di Cittadella, di Piazza Cittadella, vero? Che bella coppia. Da quanto tempo siete sposati? 57 e mezzo, quasi 58. Tiene lei i conti? Tiene lei i conti? Perché lui dimentica. Ma tiene solo i conti degli anni o anche i conti? No, di tutto, anche quello. Di tutto. Sono io che comando. Se dovesse mancare. È lei che ha sentito che ha detto? Ha detto che è lei che comanda. È lei. Lei si era accorto che era lei che comandava? Tra poco mi fa anche da badante un po'. Ma lei non può fare un colpo di stato e per una volta 2 orette comandare lei? E pensare che io militare, ero caporal maggiore, ero io che comandavo. Lei che è? Sono sergente. Sergente. 58 anni di matrimonio, che Dio li benedica, bergamaschi, bergamasche. Maschi, tutti e due. Però a Brescia non funziona così. Nei bresciani, nella coppia bresciana, è l'uomo che comanda. Ci crede lei? Mia troppo, no. E dovete venire a visitare la nostra città e anche questa località vicino alla nostra città, questa montagna. Qual è la montagna di Brescia? La montagna Brescia ha la montagna in città. La Maddalena, Alvise. La memoria è un po'. Comunque. Labile. Ma ci ha azzeccato però la Maddalena. Io non lo sapevo. Perché mi viene in mente il Giro d'Italia, capito? Fortissimi, bravi, che bello, che Dio vi benedica. Salutiamo i bresciani, dai. Bene. Buongiorno. Cosa devo dire? Saluti. I signori Antonia e Angelo qui sotto i portici, proprio all'ingresso del Teatro Grande. Allora voi siete bresciani? Bresciani. Oh, benissimo, anche lei è bresciano? Sì. Bene, sentite un po'. Doc, bene. Sentite, anno della cultura, Brescia, Bergamo, Brescia, capitale della cultura. Che cosa sapete di Bergamo? Niente. L'hanno allora l'occasione giusta per ripassare e per applicarsi. Sì, bisogna studiare. Sì. Studiare? Vi interrogherò? Ma Intanto una domandina già ve la faccio. Vi faccio vedere queste immagini, questo bel palazzo. Sapete che cos'è questo? È una roba bergamasca, eh? No. Questa questo? è bergamasca, sì. Mi spiace, non lo so. Questa è l'Accademia Carrara, una pinacoteca molto importante che conserva dei dipinti e delle opere molto pregevoli. Quindi, magari un giorno andaste a Bergamo, Andrò a vederla, sì. mettete in conto anche la pinacoteca. Interrogare mia figlia, è lei che ha fatto l'università e conosce tutte queste cose. A Bergamo? Sì, lei conosce. Prego, scusi. L'ha fatta a Brescia, però l'università, però conosce Bergamo sicuramente meglio di noi. Cosa diceva la figlia di Bergamo quando? Lì non è male, perché ha una sua amica, ogni tanto ci va, lei essendo a Milano, per quello che ne so. Quindi un giorno se vostra figlia dovesse innamorarsi di un bergamasco, voi non fate una piega. Perfetto. Va benissimo. Andrebbe benissimo, certo. Sì. La mamma già autorizza. Ha già dato l'autorizzazione. Ha già dato l'autorizzazione. Vabbè, e questa rivalità calcistica, lei è una di quelle che la vive? E ancora nel 70 e 75 così c'era dura con i bergamaschi. Quando giocava il Brescia qui a Monpiano è un disastro. Vabbè, adesso però sono più forti loro. Arrivava la polizia lì in stazione, li accompagnava tutti fino in là sopra. Beh, speriamo che almeno quest'anno le cose vadano meglio. Per loro va meglio perché l'Atalanta è più forte. Quest'anno facciano qualcosa del genere, perché per carità, a parte noi siamo in Serie B, giusto? Infatti. Loro. In A. Vabbè, allora salutiamo i bergamaschi, li salutiamo Vi saluto. in dialetto magari. Salute bergamaschi. Ciao a te! Arrivederci alla prossima, grazie. Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.